Un'azione fulminea durata pochi secondi nel cuore della notte. Sono circa le 3 quando un uomo con il volto travisato entra nella sala slot Admiral. Siamo in via Montegrappa, a 2 passi dal centro storico di Marostica. Il rapinatore è armato di coltello, raggiunge la cassiera e minacciandola le intima di consegnargli il contenuto del registratore di cassa. All'interno della sala slot in quel momento, oltre alla dipendente, c'è un cliente. La donna non oppone resistenza e consegna il contante, pare poche decine di euro, forse meno di 50. Il bandito esce dal locale e si allontana velocemente facendo perdere le proprie tracce. Sul posto, allarmati dalla cassiera, arrivano i carabinieri che stanno indagando sul caso. Utili alle indagini potranno rivelarsi le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Un episodio che crea una certa preoccupazione tra i cittadini. Mette inquietudine e anche sempre c'è un po' di senso di maggiore attenzione quando succedono fatti di questo tipo. C'è da dire che comunque al momento direi che per fortuna risulta essere un caso isolato. Noi siamo a disposizione sempre delle forze dell'ordine nel mettere a disposizione tutte quelle che sono le immagini della videosorveglianza della rete pubblica cittadina, per cui insomma la collaborazione è massima come è sempre stato anche in altri casi e attendiamo. Sicuramente non bisogna abbassare la guardia e anzi, se le persone, i residenti ma anche chi è semplicemente di passaggio vede delle situazioni sospette, una chiamata alle forze dell'ordine è sempre un aiuto in più e un disincentivo in più.